Anche te. Che povero. Pongo il suo amico Cosa l'hai preso, Pongo? Guarda com'è bello. Guardate Pongo, qui. fate un commento, dai. C'è bisogno di un calore. Un calore animale. No Vai, Pongo. comment. Cosa facciamo? Faccio una bella massa sopra, dai, Vai, papà, non fagli male. un po' digli che lo srecchi. No, non sul divano, che ci sei abituato a Fabietta. Che si impantanè. Guarda, Pongo. Non sono così impantanato. Pongo? Cosa fa Svi? Secondo me non reagisce ai stimoli comunque. È svenuto. Andrea, vuoi andare a casa o vuoi dormire sul divano di Marco? Sì. La prima o la seconda? La seconda che è adesso. Perché la risposta è Andrea. Però è sbagliato. Però è sbagliato. Vedi che la mattina vi devi svegliare alle 7 meno un quarto. Di chi sei andato di fianco? Io dormiamo con il mio amico. Il mio amico dormiamo. E perché lui può io no? Boh, ma che collassato, ma non sembrava mica così collassato. A te? Sì, a voi sì. Boh, no. Perché forse ha bisogno di un riferimento orizzontale. Non trovandolo, trova tutte le forze che aveva per rimanere verticale. Boh, a quanto pare. Me lo pongo. Ma sai Pongo cos'è? bello attivo, noi anche. Che però poi Pongo si abitua volentieri Pongo? all'inattivismo. Cosa fai lì? Fai due coccole con il tuo amico. Cioè. Ma secondo me hai già fatto il secondo tentativo, Sara. Vado con l'ultimo. Si è messo quando sveglio.